3 Daspo. Oggi dalla questura di Vicenza arrivano i provvedimenti nei confronti dei tifosi che avrebbero aggredito un autista di SVT e danneggiato l'autobus. È passata esattamente una settimana da quando il 12 maggio allo Stadio Menti van di scena i play-out di andata del campionato di calcio di Serie B Vicenza-Cosenza. Vince il Lane, ma quello che è gioco sul campo da calcio si trasforma in violenza che nulla ha a che fare con lo sport fuori dallo stadio. Tutto sarebbe accaduto sull'autobus navetta messo a disposizione dei tifosi calabresi durante il viaggio di ritorno al casello autostradale di Vicenza Est. Un bergamasco di 30 anni e un cosentino di 54, dopo essere scesi da una porta posteriore del bus, avrebbero forzato da fuori quella anteriore per poi risalire e aggredire violentemente l'autista, procurandogli ferite al volto giudicate guaribili in 7 giorni dai medici dell'ospedale di Vicenza. Secondo gli investigatori l'azione sarebbe stata premeditata perché poco prima sarebbe stata oscurata la telecamera di sicurezza all'interno dell'autobus. Ma c'è di più. Sempre durante il percorso, in quella situazione caotica, un veneziano di 47 anni avrebbe scardinato con violenza un finestrino della corriera, rompendolo totalmente. La misura è colma anche per la CISL, che chiede che gli autisti non restino più da soli sugli autobus. Chiediamo assolutamente che soprattutto in questi casi non possa rimanere solo su un autobus in balia di tifosi, anche in condizioni di non magari estrema lucidità, non possa rimanere un autista da solo. Nel caso specifico, le indagini iniziano immediatamente. La Digos di Vicenza, col supporto di quella di Cosenza, individua i presunti responsabili. Al termine delle attività investigative, oggi il questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha disposto nei confronti dei 3 tifosi altrettanti decreti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Per 7 anni nei confronti dei 2 che avrebbero aggredito l'autista e di 5 anni per il veneziano che avrebbe danneggiato l'autobus. Inoltre, sono stati valutati gravi precedenti penali o di polizia in capo ai 3 tifosi. I 2 accusati di aver picchiato l'autista hanno infatti precedenti per oltraggio a pubblico ufficiale, falsa testimonianza, uso di sostanze stupefacenti, percosse e danneggiamenti. Da oggi e per 7 anni non potranno più entrare negli stadi e in qualsiasi struttura dove si svolgono manifestazioni sportive di calcio, dalla nazionale alla terza categoria e in tutti i campionati giovanili, oltre che nei luoghi di sosta, di passaggio e di trasporto degli altri tifosi. Daspo di 7 anni, 7 che nella cabala è un numero associato al vaso. Immagine perfetta, sì, perché quello che questi tifosi avrebbero combinato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.